Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Crisi idrica, i nodi risolti vengono al pettine. A Caltanissetta adesso l'acqua c'è, ma si disperde nella rete Colabrodo. La denuncia è del sindaco Tesauro. Catania, gli sfollati di Trappeto Nord dal sindaco chiedono risposte concrete su dove andare ad abitare. Inammissibile, aggiungono che non si conoscono ancora le cause del disastro. A Niscemi, morta in un incidente stradale una bimba di 9 anni sbalzata fuori dall'auto guidata dalla madre e finita contro un muretto. La donna ferita con gli altri 2 figli piccoli, già 5 vittime in quel tratto di strada. Ora sono 2 i bambini ricoverati dopo aver ingerito un filo elettrico l'uno, una batteria l'altra a soli 18 mesi. I pericoli domestici crescono, le batterie a bottone sono un grave pericolo per i più piccoli, attratti dalle loro dimensioni ridotte. Gran Michele ha molestato 7 alunne minorenni, l'ex preside del liceo artistico condannato a 4 anni e mezzo, una quindicenne ha avuto il coraggio di denunciarlo, pubblicate le motivazioni della sentenza. Attesa in giornata la decisione del Tribunale amministrativo regionale se rendere gratuita la procreazione assistita. 4.800 coppie siciliane aspettano il sì. Catania, da venerdì 31 fino al 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti, la mostra Materagata. Pizzi, sete, merletti per abiti artistici che raccontano la storia della patrona della città. Calciomercato, il Palermo chiude per Magnani e attende che il Venezia trovi il sostituto di Poyampalo. In Serie C, dopo Dal Monte, il Catania prova altri colpi. Nuovo cambio sulla panchina del Trapani, esonerato anche Capuano, arriva Vincenzo Cangelosi. Bentrovati. A Caltanissetta è crisi idrica senza fine, nuove interruzioni per interventi da parte di Sicilia Acque causate dalla rete Colabrodo hanno spinto il sindaco a chiedere ufficialmente all'ente gestore che i problemi vengano risolti una volta per tutte. Rita Cinardi. È una crisi idrica senza fine quella che stanno vivendo da mesi i residenti di Caltanissetta, dove ancora oggi, nonostante gli invasi siano tornati a riempirsi, continua ad essere troppo presto per gioire. Questa volta a prendere in mano le redini della situazione, rivolgendosi proprio a Sicilia Acque, il sindaco Walter Tesauro, che si è detto stanco per una rete Colabrodo che non fa che arrecare gravi disservizi alla città di Caltanissetta. Quello che viviamo è un quotidiano paradosso, perché dopo tanti mesi di siccità finalmente abbiamo l'acqua nelle vasche di raccolta, ma i nostri rubinetti continuano a restare asciutti per un disservizio strutturale, ha detto il sindaco Tesauro, che chiede a Sicilia Acque di sistemare la rete definitivamente per garantire ai cittadini una distribuzione costante. Vogliamo conoscere, ha detto Tesauro, i motivi che portano l'ente gestore a non intervenire con azioni efficaci e risolutive, facendo subire a utenti, privati e imprese un'interruzione periodica e un conseguente disservizio dovuto ad acqua che inevitabilmente arriva non potabile. Ciò aumenta il tempo di carenza idrica e sporca le vasche di raccolta. Un altro fronte di crisi idrica, la diga siciliana Trinità, quella che rifornisce Trapani e la Valle del Belice, potrebbe essere commissariata, lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture, definendo la diga della Trinità una delle ipotesi per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto. Vedremo. A distanza di una settimana dall'esplosione, gli sfollati di Trappeto Nord a Catania attendono risposte. In corso in comune un incontro con il sindaco trentino e l'opposizione accusa è inammissibile che ancora si lavori per capire l'origine della perdita di gas. Tonino De Mana. Mentre si grida al miracolo di Sant'Agata e il riferimento al fatto che non ci sono state vittime, nonostante la micidiale esplosione che ha squarciato 2 palazzine, gli sfollati di Trappeto Nord chiedono ora risposte concrete. Hanno aspettato alcuni giorni, poi hanno deciso di fare la voce grossa, minacciando di bloccare la Santa. Così, ieri sera il sindaco Trantino si è recato direttamente nel camping dove sono alloggiati per incontrarli, ed il bis è in corso a Palazzo degli Elefanti per un incontro operativo che vede tutti gli attori protagonisti seduti attorno a un tavolo.
tavolo. Dal comune a Catania Rete Gas, dalle forze dell'ordine agli sfollati. Lo vedete in queste immagini, gentilmente concesse prima che si chiudessero le porte alla stampa. L'incontro ancora in corso serve per trovare una soluzione abitativa alle 32 famiglie rimaste senza casa. E nella zona mancano ancora gas e certezze. La cosa più grave non è soltanto che le famiglie non lo sanno, non lo sappiamo neanche noi consiglieri. Abbiamo posto domande nelle commissioni, abbiamo chiesto chiarimenti. Ancora nessuno è venuto a riferirci in commissione qual è l'azione che sta compiendo l'amministrazione insieme alla Catania Rete Gas. Non sappiamo nulla. È passata una settimana e ancora si cerca di individuare la perdita di gas. E questo è l'altro problema più grave. Cioè, l'azienda conosce la rete, non esistono dei bypass, non esistono dei sistemi che consentano di ridistribuire di nuovo la fornitura in maniera diversificata, isolando le aree che sono state colpite dall'esplosione. Tanto è vero che al Policlinico hanno dovuto utilizzare il carro bombolaio perché non possono ripristinare la fornitura di gas. E questo è davvero grave. Vorrei capire poi i costi di questo intervento chi li pagherà? La Catania Rete Gas. E gli eventuali risarcimenti per il disservizio che è stato arrecato ai cittadini chi lo pagherà? La Catania Rete Gas. Cosa facciamo con tutti questi debiti poi in futuro? Mandiamo all'aria una partecipata del Comune? Intanto la Procura di Catania indaga per disastro colposo. Un grave incidente stradale si è verificato sulla provinciale vicino a Niscemi, causando la morte di una bambina di 9 anni e il ferimento grave della madre e dei fratellini di 7 e 4 anni. La tragedia in un tratto che ha già provocato altri 5 morti. Gerry Italia. Tragedia della strada questa mattina poco dopo le 8 sulla SP11 appena fuori Niscemi. Un incidente violentissimo ha spezzato la vita della piccola Aurora, una bambina di 9 anni, e ha lasciato gravemente feriti la madre, 36 anni, e i suoi 2 fratellini di 7 e 4 anni. La mamma stava accompagnando i bambini a scuola, come ogni giorno. La banda guidata dalla giovane mamma usciva proprio da quella curva quando, forse a causa dell'umidità della mattina che ha reso la strada molto scivolosa, ha perso il controllo. La macchina è andata in dessacoda, è sbandato più volte e poi si è schiantata proprio qui, nell'angolo di questo muretto, dal lato passeggero. Dopo lo schianto, Aurora viene sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo diversi metri più in là, tra la polvere dello sterrato. A pochi passi, un gruppo di operai al lavoro in una villetta sente lo schianto, lasciano tutto e corrono, chiamano i soccorsi. Pochi minuti dopo arrivano le ambulanze del 118. Aurora è ancora lì, ma le sue condizioni sono gravissime. La trasportano al Vittorio Emanuele di Gela. I medici lottano per rianimarla, ma tutto è inutile. La madre, ferita in modo critico, viene ricoverata d'urgenza. I suoi 2 figli più piccoli, per fortuna, riportano solo lesioni lievi. Su quel tratto di strada, all'apparenza innocuo, si sono verificati numerosi incidenti mortali in pochissimo tempo, 5 vittime in 3 anni. La comunità locale non è sorpresa, come spiega Carmelo, un residente. Lui stesso, ormai rassegnato, ha dovuto installare dei catarifrangenti sul muretto di casa per evitare che le auto ci finiscano contro. Abbiamo raccolto le firme per poter fare qualcosa, almeno mettere dei velox, dei radar per impaurire un po'. L'unica cosa che hanno fatto, hanno messo il limite di velocità 40 e in più quelle segnaletiche che ti indicano la velocità a quanto corre. Ma a me mi sembra una cosa che giustifica ancora di più a correre più veloce, al contrario di diminuire. Gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi hanno eseguito in mattinata i rilievi, gli accertamenti investigativi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Con loro i vigili del fuoco, i militari del reparto territoriale di Gela, dal comando stazione di Niscemi, con il supporto della polizia municipale. Sciacca, recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita dell'agricoltore di 58 anni, ritrovato ieri sera in un pozzo profondo 5 metri in un podere di sua proprietà in contrada Raganella. Sulla morte dell'uomo al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dall'incidente al suicidio. 2 bambini sono ricoverati rispettivamente a Messina e a Taormina dopo aver ingerito un filo elettrico l'uno e una batteria l'altra, una piccola di 18 mesi. Francesco Triolo. Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in gravi condizioni al CCPM di Taormina per aver ingerito quella che sembrava una monetina ma che poi si è rivelata essere una batteria a bottone che nello stomaco ha rilasciato gli acidi causandole una profonda fistola e compromettendo seriamente il tratto gastrointestinale. A Taormina la bimba è stata trasferita dopo essere stata operata all'ospedale Garibaldinesima di Catania, dove era arrivata dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro. La bambina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico
chirurgico nel reparto di gastroenterologia. I medici le hanno estratto il corpo estraneo con un intervento in endoscopia, un'operazione durata 3 ore con gli acidi della pila particolarmente corrosivi che avrebbero danneggiato gli organi interni. Tolta la batteria, la bimba è adesso ricoverata in prognosi riservata al CCPM di Taormina per un monitoraggio intensivo della situazione e scongiurare che possano esserci interessamenti agli organi adiacenti come l'aorta e la trachea a causa della reazione chimica che ha provocato una lesione tra l'arco aortico e l'esofago. Le batterie a bottone rappresentano infatti un grave pericolo per i bambini piccoli, spesso attratti dalle loro dimensioni ridotte e dal loro aspetto. Le lesioni da ingestioni accidentali di batterie in realtà sono lesioni che possono essere estremamente pericolose e dipendono molto dalla sede della lesione, quindi, e dal tempo di esposizione della carica elettrica. Le lesioni sono gravi quando interessano strutture vascolari, apparato digestivo, apparato respiratorio. Stabili invece le condizioni del bimbo di 2 anni originario di Scicli, ricoverato al reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina in prognosi riservata per ustioni alla bocca e il cavo orale. Il piccolo, arrivato dall'ospedale maggiore di Modica, eludendo il controllo dei genitori, avrebbe messo in bocca un filo elettrico che avrebbe rilasciato una scarica improvvisa. È in stretta osservazione, intubato precauzionalmente per proteggere le vie aeree. Speriamo che questi bambini si riprendano. Gran Michele, c'è chi sapeva a scuola e anche in paese, non era un mistero che il preside del liceo artistico arrestato a suo tempo per violenza sessuale avesse molestato alcune studentesse minorenni, compresa la quindicenne che ha avuto il coraggio di denunciarlo. Le motivazioni di quella sentenza arrivano adesso, dopo più di 2 anni. Simona Mazzone. È stato il coraggio di una studentessa di 15 anni che, superando la vergogna e la paura di non essere creduta, ha denunciato il preside del liceo artistico Libertini di Gran Michele, Santo Di Geronimo, arrestato nell'ottobre del 2023 e condannato a 4 anni e 6 mesi. Adesso le motivazioni di quella sentenza sono state depositate. Secondo il GUP, quello che il dirigente faceva era risaputo, sia a scuola che in paese, anche se il suo successore, gli insegnanti e molti cittadini intervistati per il nostro telegiornale avevano condannato fermamente quell'atteggiamento. Subito è stato accertato che oltre alla quindicenne che ha sporto denuncia, anche altre 6 ragazzine avevano ricevuto morbose attenzioni dall'allora 61enne. Le convocava qui, nel suo ufficio di presidenza, con la scusa del rendimento scolastico e iniziava i suoi approcci fatti di complimenti, sfioramenti, toccatine. Dammi un bacino, un abbraccio, diceva alle ragazze, intimorite anche da quella figura autoritaria, ma sussurrava anche di peggio: ti sculaccio se non studi, ti prendo a morsi se non fai la brava. Ma con quella quindicenne si era spinto oltre, ha provato a baciarla sulle labbra, bacio schivato dalla ragazza che quel bacio però lo ha ricevuto sul collo e che una volta a casa, sconvolta, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri di Caltagirone e lo ha denunciato. A Catania un incendio la notte scorsa ha distrutto una Porsche parcheggiata in Viale Vittorio Veneto. Il rogo si è esteso a altre 2 auto parcheggiate vicine che sono rimaste gravemente danneggiate. I vigili del fuoco, domate le fiamme, svolgono accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Procreazione assistita, almeno 4.800 coppie siciliane in attesa della decisione del Tribunale amministrativo che dovrà esprimersi sull'inserimento di questo servizio nel sistema sanitario pubblico, rendendolo quindi gratuito. Desiree Ferlito. Procreazione assistita, è attesa per oggi la decisione del TAR che dovrà esprimersi se inserirla nei livelli di assistenza essenziale, in parole semplici a carico del sistema sanitario e quindi gratuita per chi ne ha bisogno. La vicenda è controversa, la riproduzione assistita era già stata inserita nelle pratiche mediche essenziali 8 anni fa, ma continui rinvii non ne hanno permesso l'attuazione. Ostili le strutture private e i laboratori che sostenevano di non avere a disposizione abbastanza fondi. Quest'anno viene previsto un ulteriore finanziamento per i nuovi LEA e per la rimodulazione di 781 milioni. Per cui non è che mancano i soldi, è perché vengono gestiti male. 4.800 le coppie che in Sicilia accedono al servizio e che aspettano la decisione del TAR. E se oggi dovesse succedere che qualcuno sospende questo decreto, penso che succederà una guerra. In Sicilia, dove l'accesso è stato a pagamento sia nel pubblico che nel privato,
la percentuale di bambini che nascono con la riproduzione medicalmente assistita non arriva neanche al 2%. L'altro nodo riguarda le potenzialità della sanità siciliana a fronteggiare le richieste dei futuri genitori, che dopo l'inserimento della fecondazione nei livelli essenziali di assistenza sono incrementate del 70%. 12 le strutture accreditate, 10 private, 3 pubbliche, di cui solo 2 funzionanti. Manca quanto è il fondo che la regione siciliana mette a disposizione per questa pratica medica e la contrattualizzazione di questo fondo con chi deve erogarlo. Questo è il punto vero. Non si capisce cosa stiamo aspettando. All'attualità politica, l'Assemblea del PD siciliano, convocato a Palermo per definire il regolamento per l'elezione del nuovo segretario regionale, finisce in rissa. Accuse di brogli, ma passa alla linea Barbagallo. Luca Siliberti. Urla, minacce, contestazioni pesantissime e accuse di brogli. Non uno spettacolo edificante, dice lo stesso segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo al termine della votazione per il regolamento congressuale presentato ieri sera alla Storia Palace di Palermo durante l'assemblea del partito. La proposta di Barbagallo ottiene il via libera con 169 voti favorevoli, archiviando l'ipotesi delle primarie per l'elezione del nuovo segretario, ma il PD siciliano sembra uscirne davvero con le ossa rotte, vittime delle personalizzazioni delle diverse anime Dem. L'avversario non è dentro ma fuori il PD, dice il segretario, una frase che non riporta proprio alla realtà. Abbiamo poi visto che hanno votato soggetti che non avevano alcun titolo, quindi la votazione è nulla. Riguardo al discorso politico, non hanno accennato neanche il segretario organizzativo nazionale al fatto che noi abbiamo raccolto già oltre 5.000 firme per chiedere le primarie nella scelta della segreteria regionale. Contro Barbagallo i dissidenti delle correnti Bonaccini e Orfini, ma a sostegno c'è la segretaria Elly Schlein e Dario Franceschini, rappresentati a Palermo dal responsabile nazionale organizzativo del partito Igor Taruffi. Ieri non abbiamo offerto un grande spettacolo e dobbiamo chiedere scusa ai nostri militanti, ai nostri lettori, ai cittadini. Ciò non di meno, conclusa questa pagina, che comunque ci saranno le opportune verifiche, ha sancito le regole del congresso. Adesso l'obiettivo è quello di svolgere un congresso ordinato, un congresso nel quale si dovranno confrontare le posizioni politiche. La serata dunque consegna un partito dove il tutti contro tutti indebolisce il principale partito d'opposizione al centrodestra in Sicilia e dove la ricomposizione adesso sembra davvero complessa. Agrigento, capitale della cultura, l'ex prefetta di Palermo Maria Teresa Cucinotta verso la nomina al nuovo presidente della fondazione. Il progetto culturale ormai è nelle mani del governo regionale. Davide Sardo. Maria Teresa Cucinotta, 67 anni, ex prefetto di Palermo, è tra i nomi più accreditati per la presidenza della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo le dimissioni di Giacomo Minio. Con una carriera iniziata nel 1985 nell'amministrazione civile dell'Interno, la Cucinotta ha ricoperto ruoli di prefetto a Messina, Caltanissetta, Lecce e Catanzaro. La sua candidatura appare favorita rispetto ad altri nomi emersi, come i magistrati Giovanni Ilarda e Massimo Russo, noto per il suo impegno antimafia, e l'avvocato Gaetano Armao. Il consiglio d'amministrazione della fondazione deve ancora riunirsi per formalizzare l'uscita di Minio e definire il nuovo assetto. La nomina del successore, indicato dal governatore Renato Schifani, potrebbe richiedere almeno 2 settimane. Nel frattempo il progetto di Agrigento 2025 appare sempre più sotto il controllo del governo regionale, che sarà centrale nella gestione e nel rilancio dell'iniziativa. L'interrogativo è se la nomina del nuovo presidente comporterà delle scosse di assestamento anche all'interno del consiglio d'amministrazione. Intanto la provincia di Agrigento si dota del primo ospedale di comunità. È stato inaugurato a Sciacca per offrire ricoveri brevi e interventi a bassa intensità. Davide Sardo. Eccolo il nuovo ospedale di comunità di Sciacca in provincia di Agrigento. È una struttura innovativa dedicata a ricoveri brevi e interventi a bassa intensità, pensata per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale. Questo ospedale rappresenta una soluzione intermedia tra il domicilio e i presidi ospedalieri tradizionali, rispondendo alle necessità dei pazienti con cure meno complesse. È già previsto però che la struttura venga trasferita in futuro a Santa Margherita di Belice, nei pressi della locale Guardia Medica, per garantire maggiore prossimità alle comunità dell'area. Una struttura di passaggio tra l'ospedale e casa.
dove saranno ricoverate le persone che hanno bisogno di un'assistenza tipo cronica tra i 30 e i 60 giorni, sia che provengono dai medici di medicina generale, sia che vengono dimessi dagli ospedali. Sono 3 gli ospedali di comunità che sorgeranno successivamente, un altro nel distretto di Bivono e uno nel distretto di Agrigento. Un passo avanti verso una rete sanitaria più efficiente e centrata sulle esigenze del territorio. Torniamo a Catania. Da venerdì 31 e fino al 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti sarà allestita la mostra Materagata. Pizzi, sete e merletti per abiti artistici che raccontano la storia della patrona della città. Simona Mazzone. 117 abiti capolavori sartoriali che raccontano con arte e maestria storia e tradizione di Materagata, la santa patrona di Catania. Una mostra straordinaria arricchita anche da gioielli, giunta alla 23esima edizione, organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania e curata da Liliana Nigro, docente di storia del costume per lo spettacolo. Questi sono 12 abiti scelti dalle precedenti edizioni e indossati dalle modelle a Palazzo degli Elefanti in un'anteprima dell'evento, mentre tanta attesa resta per il nuovo allestimento. Questa mostra credo che sia il risultato di un percorso emotivo che ha legato la docente e gli studenti e che credo sarà veramente un regalo, un omaggio a questa figura di santa che rafforza l'identità di questo territorio e della sua popolazione. Novità di quest'anno è la partecipazione di 43 associazioni umanitarie che sostengono l'iniziativa. Inoltre 5 strutture sanitarie private offriranno visite mediche gratuite a persone fragili e bisognose. Creazioni uniche, lussuose, imponenti, realizzate con sete, pizzi e merletti. Autentici capolavori sartoriali accompagnati altrettanto di autentici gioielli incredibili realizzati da Maurizio Fragalà, ormai nominato il gioielliere delle dive. Quindi abbiamo messo il connubio affettivo, religioso, culturale. Agata diventa madre di tutti, anche se vergine, però è l'abbraccio corale del suo popolo, perché Agata è di tutti e di tutti noi che ci crediamo, che portiamo avanti questa tradizione. La mostra sarà allestita a partire dal prossimo venerdì e fino al 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti con ingresso gratuito. È il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato delle siciliane con il Palermo che chiude per Magnani. In Serie C il nuovo allenatore del Trapani è Cangelosi. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calciomercato. Il Palermo chiude per Magnani, attende che il Venezia trovi il sostituto per Poyampalo. Il Catania, dopo l'arrivo di Dal Monte, prova a chiudere altri colpi per rafforzare l'organico. Vediamo Marco Calli. Semaforo verde per Magnani, giallo per Poyampalo in casa Palermo, il difensore rosanero, mentre per l'attaccante bisognerà aspettare che il Venezia trovi il sostituto. Il finlandese ha giocato anche l'ultimo match dei Lagunari contro il Verona, dunque potrebbe essere necessario del tempo in più. In C, ufficiale, Dal Monte al Catania, primo innesto della settimana conclusiva del mercato, classe 1997, scuola cesena, con cui ha anche esordito in Serie A. Ha giocato anche in B, 42 presenze e 5 gol per lui, e prima dell'esperienza in Campania anche con Vicenza e Spal, oltre che nella Super League elvetica con il Lugano. Dal Monte, che indosserà la maglia numero 77, è un giocatore che nel modulo di Toscano può andare a ricoprire il ruolo di trequartista o insieme a Stoppa o anche da solo alle spalle di due punte. Arriva in prestito dalla Salernitana. A proposito di attaccanti, a Cerignola domenica i rossazzurri si ritroveranno di fronte D'Andrea. Ne ha parlato così a corner l'allenatore dei pugliesi, Peppe Raffaele. Posso dire che se non riuscite a incidere a Catania, un po' di demerito anche lui, però è una piazza, Catania, dove fino a quando non si lotterà per vincere tutti vanno in difficoltà negli ultimi 2 anni. Altro mercato del Catania, in difesa soprattutto Pagliai, ma anche Allegretto sono 2 obiettivi, con il Picerno che può liberare l'esterno avendo preso salvo dal Messina. Continuano a piacere Stramaccioni e Pieraccini, così come in attacco oltre a Finotto c'è Ongaro del Novara, 7 gol nella prima parte di stagione. Resta in lontananza un'ipotesi Patierno dopo l'arrivo di Lescano all'Avellino. Potrebbero partire Rapisarda, che piace al Latina, e Gega, che interesserebbe alla Lucchese e al Foggia. Non c'è pace sulla panchina del Trapani, va via anche Ezio Capuano, a prenderne il posto il tecnico palermitano Vincenzo Cangelosi. Franco Camarasana.
Non c'è due senza tre, dice il proverbio, e il Trapani non è da meno, perché dopo Alfio Torrisi e Salvatore Aronica fa fuori anche Ezio Capuano, arrivato a metà dicembre, già caduto dalle grazie del presidente Antonini. Un esonero per giusta causa, precisa il presidente Granata, a seguito delle condotte irriguardose e delle gravi offese rivolte all'interno del gruppo squadra, che ha chiesto all'unanimità l'esonero del tecnico. Da ciò si può dedurre il perché molti giocatori della rosa, Facundo Lescano compreso, abbiano chiesto di essere ceduti con il conseguente rifacimento dell'organico da cima a fondo. Anche i risultati non brillanti, ultimo dei quali la sconfitta per 2-0 di domenica con la Juventus Next Gen, hanno probabilmente inciso nella decisione di Antonini. Al posto di Capuano arriva Vincenzo Cangelosi, 61 anni, palermitano, per quasi 30 anni braccio destro di Zeman, nelle ultime 2 stagioni alla guida della Casertana, il primo anno in Serie D e lo scorso anno in C. Sul fronte mercato, ingaggiato l'attaccante norvegese Abel Steinrup, classe 2002, proveniente dal Top Os, squadra olandese di seconda divisione. Ma di arrivi ce ne saranno ancora degli altri. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per le 20, per la prossima edizione, buon pomeriggio.